Luca Miotti ha perso il fratello Davide sulla Marmolada, dove quest'ultimo è morto assieme alla moglie Erika e ad altre persone nella tragedia del luglio del 2022. A oltre 6 mesi dal disastro, Luca si dice deluso dalla decisione della Procura di Trento di archiviare l'indagine perché il fatto non è stato ritenuto prevedibile dagli esperti incaricati di studiare l'immenso faldone. La decisione mi ha colto veramente di sorpresa perché ero certo che dopo 6 mesi di indagini si sarebbe necessariamente arrivati ad una conclusione che avrebbe accertato, dal mio punto di vista, alcune responsabilità. La perizia disposta dalla Procura parla chiaro, ma Miotti chiede che venga fatta ulteriore chiarezza su quanto è accaduto, soprattutto prima della tragedia. Il mio obiettivo è contribuire a fare chiarezza e magari contribuire ad ampliare il dibattito sulla sicurezza dell'accesso non all'alta montagna, ma alla media e alla bassa montagna. Quello che io credo, quello che io penso è che sono 20 anni che si parla di crisi climatica, che i ghiacciai si assottigliano, che l'acqua corre a destra, a sinistra e sotto, e io sono sicuro dal mio punto di vista che queste condizioni di cambiamento dei ghiacciai non sono state conosciute, valutate e accertate. Miotti punta il dito sulla prevenzione e sulla sicurezza, chiedendo se sia stato fatto tutto quello che era possibile fare per salvaguardare le vite di chi si è avventurato sul mare di ghiaccio in quel giorno di luglio. Sappiamo che alcuni dei deceduti non sono morti a 3.000 metri, neanche a 2.000, ma in prossimità dei sentieri di uscita dalla passeggiata di quello che fu un ghiacciaio, e quindi sono stati colpiti dai massi e dalle rocce che provenivano dall'alto ed erano in prossimità quindi della valle. L'anno prossimo succederà senz'altro altrove, in qualche altro ghiacciaio oppure lo stesso in Marmolada. La politica cosa intende fare? L'appello di Luca è molto chiaro ed è rivolto agli scienziati e ai conoscitori della montagna. A questo punto non mi rimane che fare un appello agli scienziati, ai ricercatori e alle persone interessate di approfondire la vicenda. Sono disponibile, visto che la legge me lo consente, di produrre tutti i materiali che ho in possesso, fornitimi direttamente dalla Procura, e quindi indagare magari in modo diverso le stesse fonti, gli stessi dati, le stesse fotografie, e quindi chiedo di contattarmi tramite il profilo Facebook